Federico Ambrosio, una partita difficile, un Novara molto ben messo in pista, però noi poi col cuore, l'orgoglio, insomma, grazie anche a te l'abbiamo portata a casa. Sì, penso che sapevamo che quest'anno tutte le partite sono difficili, non c'è una partita dove possiamo essere tranquilli che si vince, è molto equilibrato il campionato, noi possiamo dire la nostra anche in tutte le partite. Oggi è toccato soffrire, penso che ormai ci stiamo prendendo l'abitudine, ma niente, contenti, la squadra ha rivinto in casa un'altra volta e vogliamo continuare per questa strada qua, quindi credo che stiamo raccogliendo un po' il lavoro che facciamo da inizio settembre. Come dicevi, un campionato molto equilibrato, no? Perché poi non è facile con nessuna quest'anno. No, no, sia in casa che fuori casa penso che hanno tutti da temere, anche le prime due, quelle più attrezzate, perché comunque anche le squadre di sotto sono tutte, come hai detto te, molto ben messe in pista, molto organizzate. C'è da soffrire, c'è da essere sui dettagli particolari che sono quelli che faranno la differenza. Fede, come ti trovi a Viareggio? Ma ti dico molto bene, molto contento, il gruppo lavora molto bene, sono tutti ragazzi super seri, super professionisti, credo che si lavora molto bene, la società anche è seria, ci sta dietro in qualsiasi richiesta, il pubblico c'è, ci stanno incitando al massimo e se continuiamo per questa strada credo che ogni volta troveremo un palazzetto più pieno ed è il nostro obiettivo. Grazie e in bocca al lupo per tutto come sempre. Crepi, grazie a voi.